Lancio del tocco per i diplomati al master in economia e gestione del turismo a Treviso. Più che un'occupazione, il varo di un vero e proprio settore che con le colline del Prosecco patrimonio UNESCO nei prossimi mesi avrà una forte espansione. Questo master opera da quasi 30 anni. In tutti questi anni i ragazzi che abbiamo formato si sono inseriti molto bene nel mondo del lavoro. Se vogliamo dare un numero, siamo fra il 95 e il 98% di placement, cioè i ragazzi che trovano lavoro sono quasi tutti. Le opportunità sono davvero tante. C'è chi lavora in hotel, c'è chi lavora nelle agenzie di viaggio, tour operating o anche quelle professioni più nuove legate ad esempio al mondo del web, della comunicazione. Perché è qui il tallone d'Achille delle nostre imprese, in particolare quelle legate al patrimonio UNESCO e alle colline del Prosecco. Il centro invece è la conoscenza e l'informazione, che significa informazioni sui clienti, raccogliere dati sui clienti, informazioni su se stessi, su come è andata l'azienda. Pensare in maniera diversa all'accoglienza e soprattutto la proposta alla clientela, una linea di sviluppo che per uno di questi giovani diplomati è già una realtà lavorativa. La mia startup sta provando a mandarla avanti con tutti gli sforzi del caso, è a sfondo di locazione turistica in primis. Tutto questo incentrato sullo scambio culturale tra l'host, cioè chi ospita, e il turista. Non solo case vacanze o bed and breakfast, ma dare a chi ospita gli strumenti per raccontare il proprio territorio come stimolo al turista. E non è l'unico aspetto su cui il nostro sistema di accoglienza si deve aggiornare. Io sono moltissimi anni con il mio lavoro che su una cosa insisto su tutte: investire nella capacità di stare insieme.